15ª edizione di Caseus Veneti, una delle più rappresentative vetrine di prodotti regionali del nostro paese. Ben 503 i formaggi in esposizione ed un'ottantina di aziende del settore lattiero-caseario in rappresentanza non solo del Veneto ma del Nord-Est nella splendida cornice di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, Alta Padovana. Nella Sala delle Conchiglie il momento premiale istituzionale alla presenza delle autorità, governatore Luca Zaia in primis, affiancato dagli assessori Caner al turismo e PAN all'agricoltura. Gli investimenti sono importanti in quest'area e soprattutto sul settore lattiero-caseario che dà forse il meglio di sé in montagna, quasi il 40% del latte e dei prodotti caseari sono comunque in montagna, quindi noi difendiamo le malghe, difendiamo i malghesi e naturalmente le produzioni. Ricordo tra l'altro quest'anno è stato anche un bell'anno anche sui prezzi sia dei prodotti di montagna, quelli di malga in particolare, ma anche sul latte, il latte che si attesta sui 40 centesimi al litro e quindi una produzione di quasi che supera i 12 milioni di quintali, noi ci attestiamo come il 20% della produzione nazionale, quindi un ottimo anno che ci fa sperare che continui così. Noi dobbiamo anche puntare sempre di più ad avere prodotti di qualità, certificarli, garantirli e proteggerli e poi fare un'azione di formazione e informazione nei confronti anche dei nostri cittadini a imparare a consumare italiano, a imparare a consumare veneto in particolare leggendo le etichette. Questo è fondamentale. Per concludere, Assessore, 400 formaggi non sono pochi, crediamo che in poche zone d'Italia ci sia una tale varietà, ma forse come al solito il Veneto ha un po' il limite di non riuscire a promuoversi abbastanza. Sì, questo è un lavoro che noi stiamo cercando di fare assieme ai consorzi, questa manifestazione ne è un esempio, abbiamo una produzione che è variegata, numericamente importante, si parla sempre dei formaggi francesi e poi in realtà solo in Veneto abbiamo più di 400 formaggi, tipi di formaggi, quindi il compito nostro è anche quello di divulgare l'enogastronomia all'estero, abbinandola anche al territorio e perché no anche all'aspetto turistico che è un veicolo fondamentale. In passato abbiamo subito l'embargo russo da politici che fanno danni all'economia. Speriamo che adesso i danni, come ha detto Berni stamattina, non vengano fatti dagli altri politici. Abbiamo già difficoltà appunto con l'embargo, con la Brexit, ci si mette anche Trump col discorso dei dazi doganali. Sinceramente torneremo in difficoltà. È logico che lo fa per proteggere i suoi prodotti, ma se siamo riusciti a conquistare un mercato, perché ce lo devono chiudere, visto che anche comunque ci imitano, perché l'abbiamo sentito, i numeri sono impressionanti delle imitazioni che abbiamo, ma se siamo i migliori perché dobbiamo essere trattati in questa maniera, che ci lasciano produrre, ci lasciano commercializzare, ci lasciano proporre al consumatore i nostri gusti, le nostre qualità, le nostre tradizioni. Caseus è anche una passerella importante per i molteplici prodotti abbinabili al formaggio, come miele, olio, insaccati e vino, nella più ideale e completa composizione agroalimentare, a ribadire il ruolo cruciale del Triveneto in un ambito nel quale concorrenza nazionale e non, più e meno corretta, hanno messo a dura prova la stabilità di un settore capace di valorizzare tradizioni antiche tramandate di generazione in generazione. Tra i sostenitori della manifestazione, un istituto di credito vocato al territorio. Crediamo molto come banca e credito cooperativo, come Banca per Alpi San Biagio, nell'agricoltura e nella zootecnia, non solo da latte, anche da carne, collegata poi al mantenimento del territorio, perché un territorio se non è curato, se non è mantenuto, non è fruibile neanche dal turismo e quindi l'importanza dell'agricoltura è un'importanza che ha una valenza enorme, non solo per il turismo ma anche proprio ambientalmente parlando, per il discorso della gestione del territorio, da frane, smottamenti nel caso delle aree declivi e anche per poi dare un valore e creano una filiera, soprattutto la zootecnia da latte, crea una filiera che è enorme dal punto di vista economico.